un'opera museale molto importante di uno degli architetti più bravi sevillani che si era segnalato nell'Expo di Seviglia del 90, il Museo del Mare, il Galata, purtroppo funestato dall'incidente di percorso con il crollo parziale per cattiva esecuzione del Galata che è stato quindi poi ricostruito. E il recentissimo nuova configurazione del Museo Archeologico di Reggio Calabria del gruppo BDR, un gruppo di giovani architetti. Io sono abituato a considerare giovani anche quelli che hanno la mia età, ma non per salvare me stesso, è che dico sempre i giovani architetti, poi mi accorgo sempre che hanno o un anno più di me o 2 anni più di me, però li considero dei giovanissimi architetti, anche perché architetti si diventa da vecchi, diciamo, bravi si diventa da grandi. Il gruppo Arlotti, Beccu, Desiderio e Raimondi, che sono lo stesso gruppo di architetti che ha realizzato la stazione dell'alta velocità della Tiburtina, ma anche il museo, ma anche l'auditorium di Firenze attaccato alla Leopolda Renziana. Ecco, in questo caso si tratta di un lavoro di ricucitura delle sconnessioni del museo un po' in disfacimento, in dissoluzione, del museo piacentiniano, quello dove sono collocati poi i bronzi di Riace. E anche qui, lavorando in sintonia con un artista, in questo caso con Alfredo Pirri, sono riusciti a elaborare una cosa di grande magia, di grande bellezza mediterranea, attraverso la luce, il filtro, il tetto fruibile. Ecco, una voce molto particolare in questi ultimi anni l'hanno in qualche modo giocata artisti, ma scenografi, gente di teatro. Penso a Pierluigi Pizzi o a Luca Ronconi, che hanno saputo fare della propria esperienza teatrale una sorta di luogo di concentrazione teorica per riformulare una propria idea dispositiva. Ecco, quando nel 69 Luca Ronconi realizza l'Orlando Furioso con la mitica Mariangela Melato e costruisce un teatro disseminato al Palazzo dello Sport, facendo giocare, secondo l'idea delle mansion medievali, le varie scene in contemporanea, in parallelo, con la presenza degli spettatori che girano tra queste macchine celibi, no? Come se fossero state delle macchine di ceroli, no? Ecco, in realtà dà conto di questa necessità di entrare nell'opera, come fa negli allestimenti spesso Luca Ronconi, che sottolinea, diciamo, la straordinarietà dell'opera, però la mette a disposizione del pubblico, come se il pubblico, attraverso questi passaggi, questa possibilità di rincorrere gli oggetti che incastonano l'opera, si trovasse sempre di fronte a una delle possibili scelte delle azioni che tu vuoi vedere nella sua sacra rappresentazione medievale. Tadao Ando, che peraltro è anche l'autore della riconfigurazione del Palazzo Grassi dopo l'allestimento degli anni '80 di Gaia Aulenti, che è stato comprato, acquisito da Pinol e completamente rifatto in chiave di assoluta modernità e pauperismo da Tadao Ando, che realizza anche la riconfigurazione della punta della Dogana Vecchia a Venezia. Come vedete, semplicemente sottolineando i materiali, mettendo a valore la storia dei materiali stessi. Italo Rota con il Museo del Novecento, avevo parlato di Italo Rota a proposito del rapporto con Gaia Aulenti. Umberto Riva, vedete che interviene, dicevo prima della impossibilità di esporre qualsiasi cosa nel Maxi di Roma. Ecco, recentemente Umberto Riva, che è un raffinatissimo architetto milanese, interviene, ma in qualche modo è costretto a occultare la spazialità, diciamo, fluente e fluida di Zadid e a costruire delle chiusure, delle separazioni, addirittura se non a occultare complessivamente la presenza ridondante della spazialità liquida del Maxi, e attraverso questa rifoderatura completamente in legno riesce a costruire uno spazio straordinario di rilettura per momenti diversificati del rapporto tra Le Corbusier e l'Italia, a partire dal 904, quando scende per vedere la cappella degli Scrovegni a Padova, era il 4 ottobre, fino alle esperienze, al tentativo di rapporto con Mussolini per via dei fori imperiali. Guido Canali, che abbiamo visto prima per il Museo della Scala di Siena. L'esperienza, diciamo, di Renkulas, che
che per un azzardo diciamo, è riuscito a superare tutte le resistenze dell'amministrazione per quanto riguarda questo progetto veramente eversivo, anche se si tratta del riutilizzo di una fabbrica dismessa. L'allestimento di Mario Bellini per la mostra di Giotto a Palazzo Reale di Milano, anche qui con l'idea dell'occultamento e della messa in scena dello splendore delle singole tavole, spogliate di tutto, anche il politico Stefaneschi dei Musei Vaticani, ridotto alla pura essenzialità senza, diciamo, l'apparato ligneo con cui si presenta nei Musei Vaticani. Il Museo Egizio come grande macchina espositiva del gruppo Isola Architetti. E poi gli artisti che riescono a costruire la spazialità indifferentemente dallo spazio, dal contenitore in cui si trovano a lavorare, come Giannis Cunellis, ma si potrebbe dire di Mario Mers, di Giulio Paolini, cioè quegli artisti della contemporaneità che costruiscono a propria immagine e somiglianza, in base alle scelte delle proprie opere, la qualità e la spazialità del museo, che deve essere sempre il più neutro e il più asettico possibile. Francesco Venezia per l'anfiteatro di Pompei, lo stesso di cui avevamo visto la poesia nel Museo di Gibellina. Ecco, e per finire l'esperienza italiana, scusate, questa è l'esperienza di Francesco Cellini all'Accademia Nazionale di San Luca, anche qui dove il rapporto è tra le opere stesse, sono le opere stesse a creare questa temporalità di fruizione e questa spazialità ritmata. Ma l'opera con cui volevo chiudere questo rapido excursus sulla ricerca in Italia è il ventennale lavoro di Mario Botta su un palinsesto come la Querini Stampaglia, e lo considero un palinsesto, vale a dire un lavoro stratificato da oltre 60 anni, perché nella Querini Stampaglia lavora negli anni 50 lo stesso Scarpa di Castelvecchio. Ecco allora che negli anni 50 fino agli anni 60 ci lavora e in qualche modo l'assegna Carlo Scarpa. Negli anni 70 ci lavora un altro grande architetto di poche opere come Valeriano Pastor. Dal 95 al 2015 ci lavora con 3 lavori diversi Mario Botta. E questo mi fornisce lo spunto per dire che in realtà quello di cui sembra, quello di cui sembra importante chiarirci è che Mario Botta segnala come il rapporto debba ritornare squisitamente all'interiorizzazione della musealità, vale a dire Mario Botta, a partire dall'esperienza di Carlo Scarpa per il negozio Olivetti, in cui tutto lo spazio del negozio Olivetti a Piazza San Marco è disegnato per la messa a valore di una scultura, che è la scultura di Alberto Viani, una scultura straordinaria, piccolissima, ma che è capace di condizionare tutto lo spazio circostante, e Carlo Scarpa realizza un confronto tra materiali diversi, tutti sollecitati a portare allo scoperto la propria interiorità, vale a dire il rapporto disegnativo di Carlo Scarpa è con l'opera, con lo spazio, diciamo, attorno alla scultura di Alberto Viani. Ecco, Mario Botta sembra suggerire che tutto il rapporto debba riconcentrarsi sulla qualità della muratura, sulla qualità della stratigrafia dei vari interventi nel corso dei secoli, perché la Querini Stampaglia è il frutto di un'acquisizione di particelle molto precise nel corso degli anni, a partire dall'Ottocento fino alle acquisizioni più recenti. Quindi si tratta di auscultare, di leggere il tessuto della preesistenza e a partire da quel tessuto mettere soltanto piccoli segnali di raccordo, aggiungere quel minimo che renda possibile la sopravvivenza del reperto storico come documento, quindi nessuna griffe autoriale e artistica che segni la presenza dell'architetto, ma la discrezione, lo stare un passo indietro perché venga fuori il materiale come documento storico, come valore, diciamo, di una presenza ancora operante. Ecco allora in questa per esempio scalinata Mario Botta riprende il tema del marmo rosso veronese come
l'avrebbe trattato Scarpa, ma non è una sorta di ambientismo, come si sarebbe detto negli anni 50, ambientismo pittorico, vale a dire si costruisce attorno alla cattedrale di Trani o alla cattedrale di Bari una cosa che sia assonante perché deve sembrare romanica come le cattedrali romaniche. No, questo sarebbe un falso storico, un falso in atto pubblico, è una sorta di rilettura metodologica per capire attraverso quello stesso materiale come si sarebbe comportato un maestro a cui noi siamo debitori. Ecco questo sorta di suadente riferimento alla metodologia scarpiana, che non è un fare alla Carlo Scarpa perché sarebbe uno scimmiottamento volgarissimo, è un modo di restituire un modus operandi scarpiano all'idea di Botta di dare continuità alla considerazione dell'opera, dello spazio, del materiale come palinsesti da far reagire e da sollecitare perché portino fuori il massimo dei valori intrinseci. E come chiusura finale vi propongo una carrellata, non vi distruggerò oltre, una carrellata velocissima sulle esperienze internazionali a partire dal Guggenheim di New York. Siamo attorno agli anni 50, Zevi avrebbe detto una frase bellissima a proposito di questa fruizione dall'alto. Voi sapete che qua bisognerebbe, secondo la vecchia tradizione wrightiana, salire dall'alto e scendere agli inferi, vale a dire non è come succede adesso che si entra da sotto e si sale in alto. Zevi allora avrebbe detto, come scrisse appunto della cupola di Sant'Ivo la Sapienza, la più bella promenata, la più bella passeggiata architettonica di Sant'Ivo la Sapienza lì di fronte al caffè Sant'Eustachio, vero? Roma, una marea di cupole, tutte dal basso verso l'alto, dalla terra al cielo, una sola si erge contro tutte, dall'alto verso il basso, dal cielo alla terra. Ecco, c'è questa idea del rovesciamento fruitivo di quest'opera attraverso questa macchina inquietante di Frank Lloyd Wright, che negli anni 50 in qualche modo rompe con l'idea della continuità muraria, delle preesistenze sul grande parco di fronte e si erge come oggetto inquieto, come avrebbe detto Rosenberg, come oggetto inquieto che in qualche modo interroga il farsi stesso della città. Sarò velocissimo, quindi l'idea olimpica, neoclassica, quasi accademica di Mie, siamo negli anni 50 a Berlino con il Museo d'Arte Moderna, la Neue Nationalgalerie, che è concepita proprio come un tempio greco attraverso il ricorso allo stilobate, al crepidoma, tutti gli elementi della struttura greca per arrivare a questa situazione di grande equilibrio, diciamo, nella impercettibilità di come si autosostiene. L'esperienza con qualche caduta del Bauhaus Archive di Berlino, l'esempio straordinario di Louis Kahn, uno dei più grandi architetti americani, che attraverso il ricorso alla ripetizione differente modula le spazialità diverse termali di questo spazio del Kimball Museum di Fort Worth, su cui interverrà più tardi, recentemente, anche Renzo Piano. Ecco, con questa aggiunta, voi vedete nella vostra sinistra la presenza del Kimball con la ripetizione delle volte a botte, ma con l'instabile equilibrio di essere proprio frantumate al centro. L'esperienza iconoclasta del Beaubourg, siamo agli inizi degli anni 70, di Piano e Rogers a Parigi, in cui al museo si sostituisce l'idea della macchina inquietante, della macchina che deve esibire il proprio funzionamento, la propria dimensione anche autopubblicitaria, lo spettatore che si deve vedere intanto che fruisce i 5 piani dell'edificio. Naturalmente è un museo che nega la concezione stessa del museo, perché se c'è una cosa irriverente è che il museo non possa ricevere luce dall'esterno se non luce zenitale, quindi un museo ha bisogno di per sé, per un fatto di conservazione dell'opera, di avere tutto occultato. Questo era un museo en plein air con tutte vetrate, non è un caso che a pochi anni di distanza fanno intervenire, diciamo, una esperta in vetrine e occasioni del genere come Gaulenti per sanare, diciamo, le discrepanze espositive del 4º piano, dove è collocata la parte diciamo permanente del Museo d'Arte Moderna.
L'esperienza di Stirling a Stoccarda si segnala perché è la prima volta che la città entra all'interno del museo. Adesso qua non ci si accorge, però è un museo che invece di essere aperto dalle 9 alle 18 di sera, è un museo che è fruibile anche di notte, perché c'è una sorta di memoria del Cardo e del Cumano che attraversano il museo stesso, per cui il museo tu lo attraversi come se fosse solo un incidente di percorso, perché tu comunque passi nelle viscere del museo. Quindi è una soluzione di grande intelligenza, diciamo, nonostante alcune cadute postmoderne con i conci messi a terra, come nell'esperienza di Palazzo Te a Mantova di Giulio Romano, al di là, diciamo, delle eccitazioni postmoderne dello Stirling di quegli anni, è un museo che si segnala per la straordinarietà di questa concezione di museo che finalmente si apre alla città. Quindi non come luogo separato e chiuso, non come altro da tutto il resto dello spazio urbano. Questo museo di Hans Hollein a Mönchengladbach, un nome difficilissimo da ricordare, però si segnala perché per la prima volta il museo è concepito come tanti luoghi disseminati nella città. Oggi, con un termine raccapricciante, parleremmo di museo diffuso, come gli alberghi diffusi che io detesto, però l'idea era quella di toccare varie parti della città, modellando le parti storiche e immettendo vistosamente, diciamo con l'azzardo della modernità, le diverse sezioni di questo museo della città. Il museo di Ungers, che pone il problema, come dicevo prima a proposito dell'allestimento di Purini a Villa Borghese, l'idea dell'architettura sepolta in un'altra architettura. Questo è il museo di architettura di Francoforte, di Ungers, dove c'è la memoria dell'archetipo architettonico secondo l'idea logeriana della capanna primordiale all'interno di una villa settecentesca il museo di Merida di Rafael Moneo, che senza mimetismi, senza ambientismi, rievoca, proprio perché si tratta di un museo di collezioni romane, rievoca il modo di lavorare della cultura architettonica romana attraverso il ricorso a questi grandi setti, ma con la novità che non ci sono le grandi coperture a botte tipiche delle strutture termali romane, ma c'è la sottolineatura di un intervento che è del tutto contemporaneo e quindi la presenza della modernità in una memoria in filigrana di tipo romano come diciamo assonanza agli oggetti diciamo archeologici esposti. Renzo Piano, la Menil Collection, che in qualche modo riprende il tema del Kimball Museum, di questa luce velata che scende dall'alto, per una delle collezioni più belle di Houston, dove vedete la elementarità della costruzione, la raffinatezza degli elementi e anche l'impalpabilità degli oggetti e dei materiali a cui ricorre. Qui siamo a Montjuïc, nella parte alta di Barcellona, dove Gaulenti riconverte il museo, diciamo, positivista ottocentesco in questo azzardo museale, memore delle esperienze che aveva già fatto nella Gare d'Orsay. Il ricorso all'eccezionalità di una luce filtrata e tecnologicamente controllata nell'Imma di Jean Nouvel, il museo per non si sa quale contemporaneità di Eisenman, il Wexner Center, vale a dire la straordinarietà di questo museo è che connette la memoria razionalista della miglior tradizione europea con l'idea della storicità, ma una storicità, come sembrano alludere le torri spezzate, frantumate, una storicità ridotta all'acerto, a puro frammento, quasi a rudere stesso, ma tutto questo è il frutto di una impossibilità di definire a tavolino, programmaticamente, con delle scelte precise, che cosa andrà a ospitare questo centro per l'arte contemporanea. Allora Eisenman sembra interrogarsi e rispondersi che proprio perché dovrebbe trattarsi di un non luogo, di un luogo indefinito per materiali a venire, una sorta di livre à venir, come avrebbe detto Blanchot, cioè su questa impossibilità di caratterizzare quale sarà l'arte moderna contemporanea. Noi siamo abituati a tutto ormai, alle performance, alla body art, all'arte comportamentale, alla videoarte, però non sappiamo
sappiamo, diciamo, quali saranno i limiti fisici della contemporaneità. Ecco, Peter Eisman sembra preannunciare e preconizzare questa impossibilità di determinare in che cosa si risolva la contemporaneità attraverso questa ambiguità spaziale tra memoria della storia come frammento, come rudere, e memoria della tenuta in filigrana di questo traliccio spaziale razionale, secondo la tradizione appunto razionalista. Chi invece continua nel solco della tradizione, ma anche qui facendo sentire come a un certo momento la tradizione si interrompe, è lo straordinario esempio di continuità nella diversità di Robert Venturi e Dennis Scott Brown per l'ampliamento della National Gallery di Londra, dove vedete sembra tutto ottocentesco, in realtà è la parte aggiunta ex novo, e l'aggiunta, ci si accorge dell'aggiunta, vedete le grandi paraste, i grandi elementi classici che non sono eclettici come il resto della National Gallery, sono l'aggiunta moderna, ma che nella variazione del ritmo, nella dimensione sincopata di questo accrescimento, fa sentire la propria alterità, la propria diversità, il proprio essere semplicemente accostata, ed è accostata attraverso un'asola in cui si innesca il grande scalone di riacchiappo dei diversi piani. La bellissima esperienza solo attraverso la luce del Serralves di Porto, di uno dei più grandi architetti contemporanei, Álvaro Siza, abituato a realizzare, in questo caso siamo in Portogallo, ma realizza musei dalla Corea all'Argentina, al Brasile. Il grande museo, il piccolo museo di Stephen Hall, il chiasma di Helsinki, pensate che si confronta con la staticità, con la solidità, quasi una sorta di blocco di iceberg incagliato su una scogliera di Alvar Aalto, col Finlandia House di Alvar Aalto. Ecco, a confronto con la solidità, con l'Ubicon System di Alvar Aalto, sembra sottolineare Stephen Hall che preferisce lavorare su lamine di luce soltanto strutturate, soltanto modulate, definite nel proprio scorrere. Richard Meyer, abituato a questi musei internazionali un po' che troviamo come tutte le griffe in tutti i posti del mondo, da Francoforte a Berlino a Barcellona. È un po' il limite di questa architettura, diciamo, prêt-à-porter, vale a dire che nel segno di Meyer è possibile ormai pensare a un museo d'arte moderna con poche formule, forse qualche elemento più caratterizzante ce l'ha la nostra Ara Pacis, che tutto sommato è una bella esperienza, al di là della distruzione della teca di Morpurgo che ne è stata fatta. Anche qui la costruzione attraverso l'elemento diaframmato, la fondazione Cartier di Jean Nouvel, il Quai Branly sempre di Jean Nouvel, che si è dedicato alle arti oceaniche, che si è aperto da pochi anni. Herzog de Meuron con il riutilizzo di questa centrale elettrica, ma con il tentativo in qualche modo di far permanere come memoria urbana la grande macchina archeologica, di archeologia diciamo della modernità, ma anche gli elementi che ne sottolineano la diversità, e allora la grande asola di luce superiore. Voi sapete il ruolo che ha avuto il Guggenheim di Bilbao attraverso la sua capacità di in qualche modo di contribuire al cambiamento dei connotati della città di Bilbao, una città industriale. Questo museo nasce in un posto molto infelice alla periferia di Bilbao, diciamo dove c'erano problemi proprio di inquinamento post-industriale. Ecco, attraverso questa poetica dell'antigrazioso, su cui vorrei fare una velocissima digressione, realizza una macchina straordinaria che contribuisce a riscattare l'intera
l'intera città e l'intera zona non tanto come oggetto di attrazione, ma come elemento propulsivo anche dal punto di vista della qualità spaziale e urbana. Dicevo di questo ricorso all'elemento grazioso. Vi accorgete tutti che si tratta di una sorta di baudelairiano fleur du mal che si apre, un contenitore che lascia intravedere le proprie viscere stesse, ma questo contenitore, vi accorgerete, è in qualche modo reso inospitale nella sua esteriorità dal ricorso alle lamine di alluminio che conferiscono all'intero oggetto una sorta di volontà di distanza, una sorta di nolime tangere, perché sono talmente respingenti come quando scricchioliamo il gesso sulla lavagna, no? Oppure sentiamo l'acqua fredda lungo il dorso. Ecco, questa sorta di respingimento è dovuto alla sua frequentazione di uno scultore molto importante americano della pop, Claes Oldenburg, per farvi capire, lo scultore che aveva realizzato negli anni 70 il grande Oldenburg col repellente ketchup che fuoriusciva, è il grande artista della macroiconografia urbana, anche con oggetti diciamo un po' inquietanti, il grande ago di Piazza Cadorna a Milano, ma soprattutto l'hot dog con il suo carattere repellente e respingente. Ecco, ma questa idea del respingente e del repellente è tutto un filone che percorre le avanguardie storiche dal Novecento in poi, quando Braque o Picasso o Henry o lo stesso nostro Severini inseriscono oggetti strani all'interno dell'opera d'arte, lo fanno per suggerire questa dimensione antigraziosa, cioè del non compiuto, perché sarà solo Hitler a volere i quadri se selezionati tra le opere Fleissig curate e le opere non Fleissig. Nella mostra sull'arte degenerata Hitler fa bruciare le opere non curate, cioè non frutto di un'esperienza accademica, perché la modernità, l'azzardo della modernità, come lo chiamo io, cioè è ritenuto poco consono alla civiltà che deve discendere invece da una tradizione millenaria, da una tradizione scolastica e accademica. Ecco, in tutto il Novecento le avanguardie si segnalano, in particolare le avanguardie storiche, per l'assunzione di materiali extra-artistici, extra-pittorici. È incredibile, un biglietto del tram inserito in un'opera d'arte, no? Di Picasso o di Severini o di Braque. Ecco, questa idea dell'elemento che in qualche modo deve sconvolgere il perbenismo, che deve in qualche modo costringerti a pensare e a rovesciare le proprie tue fisime, le proprie tue fissazioni. Ecco, questa idea dell'antigraziosità è un elemento ricorrente per arrivare poi alla merda d'artista di manzoniana memoria negli anni 70 a Milano, nella Milano del Giamaica. Ecco, tutto questo elemento dell'antigraziosità si trasforma nel percorso degli anni 70-80 in una sorta di ricorso al respingimento, all'opera d'arte che deve essere addirittura respingente, con questo carattere anche di repellenza, di disgusto, che debba creare il fastidio di una impossibilità di accostarci troppo. Rafael Moneo, che abbiamo visto prima nell'esperienza, molto attenta ai materiali, con l'azzardo della modernità, ma il ricorso al mattone, alla muratura continua romana, senza il ricorso alle cupole, alle volte diciamo termali, e che invece a Stoccolma realizza un'opera assolutamente di totale modernità e di totale funzionalità, senza memoria in filigrana. Alcune esperienze svizzere, l'esperienza di recupero dei materiali molto attenta al valore, diciamo, di palinsesto della preesistenza. Qui siamo sull'isola dei musei, il Bode Museum. Ecco, quando parlavo prima del ventennale lavoro di Mario Botta sulla Querini Stampalia, in qualche modo è in sintonia col discorso che fa Chipperfield, un altro grandissimo architetto inglese, nell'isola dei musei di Berlino, attraverso questa riscoperta dei valori che erano stati tutti occultati da, diciamo, orpelli ottocenteschi. L'esperienza così ruvida e inquietante di Libeskind nell'ampliamento nel Museo ebraico di Berlino, una sorta di architettura espressionista degli anni 90, dove anche la spazialità diventa una spazialità inquietante nella sua difficoltà a essere percorsa, a essere percepita, e dove anche il modo di esporre i pochi lacerti, i pochi frammenti è reso difficoltoso da una volontà di restituire come si dice, la terribilità degli eventi, dell'accaduto, dell'olocausto.
il Museo dell'Acropoli di Atene, una sorta di nuova, una sorta di controcanto alla dimensione acropolica dello stesso museo. Herzog e de Meuron con l'idea dello scrigno quasi tutto segreto, quasi una sorta di magazzino dell'arte di cui bisogna superare le difficoltà a livello di immagine forte e perentoria da linea Maginot, da oggetto fortificato di difesa, per poter entrare e godere la parzialità dei pochi elementi ospitati. Trovando con la sua idea di natura che appena ridisegnata, appena fatta collimare, pur nella chiusura cementizia, suggerisce i vari percorsi e i vari ambiti museali, e Renzo Piano, sempre con Fondazione Bacheler, con Paul Klee, la nuova esperienza di Frank Gehry, recentemente aperta al Bois de Boulogne, per Pinol, dove siamo al trionfo della leggerezza, della inafferrabilità quasi degli spazi, all'impossibilità addirittura di fermare a terra questi spazi, e la costruzione attraverso le pure atmosfere di Kazuo Sejima e Ryuichi Nijizawa. Credo che abbiamo finito, grazie della pazienza. Benissimo.